Sarà dato martedì 8 aprile alle 10 nel Duomo di Castelfranco Veneto l'ultimo saluto a Leonardo Esteban Dotto, il calzolaio trovato morto venerdì scorso nel suo negozio di Viale Scalabrini a Bassano. Nella città del Giorgione infatti vivono la sorella e il fratello dell'uomo il cui corpo privo di vita era stato rinvenuto dopo giorni dal decesso. Pare infatti che sia stato colto da un malore mentre stava sistemando l'incasso giornaliero dietro il suo bancone, si era chiuso dentro per sentirsi più sicuro, più tranquillo. Solo venerdì mattina, non vedendolo più in zona e dopo essersi accorti che nella toppa interna c'erano ancora le chiavi, erano stati allertati i vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare il vetro della porta d'ingresso dell'attività facendo la macabra scoperta. Leonardo Esteban Dotto era riuscito ad avviare da qualche tempo il suo lavoro ed erano numerosi i clienti che si recavano da lui. Nelle ultime ore, davanti alla saracinesca abbassata, sono comparsi fiori colorati in ricordo del 57enne, anche se resta ancora da capire come sia stato possibile che per così tanto tempo nessuno si sia accorto di quello che era successo.